Musiche, danze, abiti sfarzosi, ovviamente il cappello, segno distintivo e accessorio fondamentale per partecipare alla manifestazione. Domenica, a partire dalle 10, Piazza Maggiore a Este si trasformerà in un salotto dell'Ottocento per ospitare la quinta edizione della rievocazione storica Donna con il cappello. La cittadina riassaporerà l'atmosfera della Belle Époque grazie all'evento ideato e organizzato da Luisa Rosina in collaborazione con la nuova Proloco Este 2020 con il patrocinio della Regione e del Comune di Este. Oltre ai figuranti in costume e alla sfilata di moda prevista nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di conoscere e scoprire il gabinetto di lettura di Este, dove sono racchiuse le testimonianze storiche del passato della città. Tutti gli eventi della quinta edizione della Donna con il Cappello sono stati presentati nella sede della Regione Veneto con la consigliera regionale Elisa Venturini. Voi sapete che Este, con la sua piazza maggiore, è il salotto. E allora Luisa Rosina, l'amministrazione, tutti coloro che collaborano con voi in questa iniziativa danno l'invito proprio per stare nel salotto di Este e condividere questa giornata ricca di eventi e sarà anche ricca di emozioni.